Sì, esatto, c'è un nuovo decesso in Veneto, si tratta di un uomo di 79 anni di Mestre che è deceduto questa mattina all'ospedale della città. È la terza vittima, secondo il bollettino ufficiale, anche se in realtà c'era già stato un uomo di 67 anni di Mira che era deceduto proprio qui all'ospedale di Padova. Era affetto da coronavirus, ma gli è stata fatale un'emorragia cerebrale, quindi non rientra nel bilancio ufficiale. Intanto vedete, le tende sono in funzione, tanta gente che indossa le mascherine e viene qui per cercare in questo modo di evitare il contagio. Salgono tuttavia i numeri per quanto riguarda l'emergenza, sono in tutto più 16 i contagiati rispetto a ieri nella regione, 307 in tutto le persone infettate, 68 ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva, e si lavora dunque per allargare i posti disponibili della terapia intensiva in Veneto. Sono in tutto 495 al momento, si punta ad arrivare a 700 posti letto, magari aprendo un'ala dell'ospedale di Schiavonia che al momento è chiuso ma da venerdì tornerà in funzione. Questo per contrastare un'eventuale emergenza interna e poi all'interno alla regione, e poi per andare in soccorso eventualmente all'Emilia Romagna e alla Lombardia, che sono regioni in difficoltà. Dicevi, per quanto riguarda l'economia invece sappiamo quanto sia in sofferenza in particolare il settore del turismo, con un crollo delle prenotazioni che nelle varie città del Veneto arriva a circa il 70% in meno. Si cerca di ripartire, da oggi riaprono a pieno regime i musei, le biblioteche. Oggi qui a Padova ha riaperto la prestigiosa Cappella degli Sgrovegni. Anche qui però bisogna mantenere la regola del droplet, che ha provocato anche alcune polemiche perché è difficile da gestire per i titolari di queste strutture, cioè bisogna restare a una distanza minima di 1 metro tra l'uno e l'altro, e quindi alla Cappella degli Sgrovegni si entra in gruppi contingentati, 11 persone e non le 25 che normalmente possono accedere all'interno della struttura. È tutto.